Gli analisti sperano in un cambio di tendenza nel 2013, ma per il momento la luce in fondo al tunnel della crisi è davvero lontana e i dati del primo semestre 2012 comunicati da Banca Italia sono chiari. In Veneto calo dei consumi, calo del turismo, a parte quello straniero, ulteriore calo nel settore immobiliare delle costruzioni e poi calo dei prestiti, quelli alle famiglie per la prima volta negli ultimi 20 anni e quelli alle aziende. Gli imprenditori del nord-est erano abituati a ottenere facilmente finanziamenti dalle banche, ora devono essere più coraggiosi e rischiare capitali propri per rimanere competitivi. Le banche erano più portate di oggi a prestare credito magari sulla base della conoscenza personale piuttosto che sulla base di criteri oggettivi. Oggi questo mondo tende a scomparire. Tra le aziende del Veneto soffrono di più quelle con pochi dipendenti che esportano meno, calo maggiore per abbigliamento, legno, arredamento, marmo, vetro e ceramica, settori legati a aree geografiche precise. Le province più esposte, più concentrate sul settore manifatturiero vanno peggio di quelle che invece sono più basate sul terziario. Quindi province come Padova e Verona vanno meglio di province come Vicenza e Treviso. Delle 300 aziende intervistate da Banca Italia, solo la metà ha dichiarato che chiuderà il 2012 con un utile. Tra i pochi segni positivi, la raccolta bancaria e l'occupazione che, caso quasi unico in Italia, rimane stabile. L'occupazione non ha il segno meno, questo è un aspetto sicuramente positivo, anche perché nelle altre aree del paese invece il segno meno c'è, mentre appunto per il Veneto il primo semestre si chiude con un più 0,3 che è sostanzialmente una stabilità. Quanto all'occupazione della banca di Piazza Barche a Mestre da parte dei centri sociali, Banca Italia invita a non farsi ingannare dagli slogan. Gli argomenti sono molto complessi e in molti casi vengono banalizzati o ultra semplificati, per cui poi alla fine i messaggi che filtrano anche magari nei media non sono sempre corretti.